preferisco non commentare, ma il sasso dove c'è anche l'impronta fossile, imbrattato così, e non è una sana montagna. Mi spiace. Amaro sta cosa. Proprio le treccine un risveglio non bello. Ha fatto scalpore questo breve video pubblicato sui social da Moreno Pesce, alpinista e atleta paralimpico di origine veneziana. Trattasi di uno scempio, quello che è stato rinvenuto in zona Trecime di Lavaredo, perché per quanto riguarda la nostra comunità ben vengano i turisti, ben vengano gli amanti della montagna, chi fa le escursioni e quant'altro. Mi auguro che sia un gesto isolato questo, e presumo che non sia stato fatto soprattutto da parte di membri della nostra comunità che vive di turismo, accoglie a braccia aperte i turisti tutto l'anno. Le fa più male la scritta o il luogo dove l'hanno fatta? Fanno male entrambi, perché già andare in montagna con dei pennarelli vuol dire che parti con dei presupposti sbagliati. Poi in particolare il sasso, la roccia dove è stata posta questo scempio, è un sasso che riporta delle impronte del dinosauro, che dal punto di vista archeologico hanno la loro rilevanza, la loro importanza, tant'è che i calchi di quelle impronte, dai calchi delle impronte del dinosauro, è stato ricostruito ed è esposto presso il nostro museo Cortemeto in Auronzo la sagoma del dinosauro. Oggi poi è arrivato anche il commento di Luca Zaia, per il presidente della regione il primo che dovrebbe rimanere a casa, e l'autore di un simile gesto se confonde la libertà di pensiero con quella di vivere la montagna, sfregiando le cime più belle del mondo. Ognuno è libero di esprimere le sue idee, ma ci sono i modi e i canali corretti per farlo. Deturpare un tesoro comune riconosciuto patrimonio dell'umanità certamente non lo è, ed è anche un pessimo esempio. Non è stata deturpata soltanto la roccia, ma addirittura una testimonianza preistorica, ha aggiunto Zaia. Ci troviamo di fronte a un atto assolutamente censurabile. Conto che il protagonista si renda conto di cosa ha fatto e se ne ravveda. Ringrazio gli sportivi che hanno scoperto e segnalato questo graffito, che spero possa essere cancellato.